che si parlava del tuo possibile arrivo, finalmente c'è stato questo scambio, tu arrivi, Altinyr va via. Sì, ormai è una telenovela che si è conclusa, anche a me a Reggio si parlava ogni giorno di questo possibile scambio, finalmente ce l'abbiamo fatta e sono contento di essere arrivato. Arrivi con le caratteristiche giuste per questo 4-3-1-2 di Bisoli, punta molto fisica, però insomma i tuoi gol li fai. Sì, dai, il mister mi conosce bene, quindi sa che tipo di giocatore sono venuto qui a dare una mano a lui, al Padova, e speriamo di poter fare quello che ci siamo prefissi. Ecco, non che a Reggio gli obiettivi non fossero ambiziosi perché avete fatto più strada del Padova l'anno scorso, ma quest'anno qui insomma l'obiettivo è molto alto, visto che c'è stato un terzo posto a pari punti col Pordenone, la volontà è quella di far meglio, quindi primissimo o secondo posto massimo. Beh, sicuramente l'obiettivo deve essere quello nella nostra testa, il mister sono arrivato ieri e già ha parlato di quello, quindi è una cosa importante avere già come stimolo, sapere che noi dobbiamo arrivare là sopra, poi non si sa mai cosa succede durante l'anno, durante il cammino, però noi dobbiamo avere come obiettivo questo perché Padova penso che meriti questo. Cosa te ne pare della squadra che trovi? Ma sicuramente è una squadra di prima fascia, conosco qualche giocatore, ho giocato insieme a qualche giocatore e già dal primo allenamento ieri ho capito che è una squadra importante. A Reggio dicono che insomma di aver apprezzato il fatto che tu ti sia sempre sudato la maglia, al di là dei gol, questa è una delle tue caratteristiche, ci pare di capire. Sì, io diciamo che sono un generoso, forse la mia generosità a volte mi ha magari reso poco lucido sotto porta, però fa parte del mio carattere, fa parte del mio essere, quindi a Reggio sono stato apprezzato, cercherò di farmi apprezzare anche qua a Padova. Senti, insomma, è vero sei arrivato tramite lo scambio con Altinyr, però già qualche settimana fa il Padova ti aveva richiesto, ti voleva, poi insomma la società all'epoca ha detto che non eri incedibile, comunque questo testimonia che il Padova ti ha voluto fortemente al di là insomma dello scambio con Altinyr. Sì, c'era già stato il contatto prima di questo scambio che è una settimana che si era messo in piedi, perché già da prima il mio procuratore si era sentito col direttore, quindi c'era l'interesse del Padova di portarmi, poi da parte della Reggiana all'inizio c'era questo no assoluto, poi piano piano le cose si sono sbloccate e sono riuscito ad arrivare qua in questa maniera. Tu come hai vissuto comunque questo periodo? Ma guarda, ero sereno sinceramente perché pensavo ad allenarmi e a cercare di mettermi in forma, perché poi sapevo che da un momento all'altro si sarebbe sbloccata come situazione, quindi poi per fortuna siamo riusciti a farla il prima possibile e va bene così. Hai già diverse esperienze alle spalle, ma cosa rappresenta per te il Padova, al quale tra l'altro ti sei legato con un biennale? Beh, sicuramente penso di essere arrivato forse nel momento giusto della mia carriera, perché comunque ho 31 anni e sicuramente Padova è il punto più alto, diciamo, dove sono arrivato finora come piazza, come ambizione, soprattutto quest'anno. Anche la Reggiana l'anno scorso, però forse il Padova quest'anno rispetto alla Reggiana dell'anno scorso ha più ambizioni, diciamo, quindi mi aspetto tanto sia da me sia da Padova. Davanti ci sei tu, Chinellato, Candido, Marcandella, Capello, insomma è un reparto ben assortito, tu cosa ne pensi? Assolutamente. I tuoi compagni, non so, avete modo già Sì, li conosci, sì. avete parlato? Qualcuno lo conoscevo già, è un giusto mix secondo me tra giovani e meno giovani, quindi siamo secondo me anche con caratteristiche diverse davanti, quindi il mister ha tanta scelta. Credo di essere arrivato nel momento forse migliore. Negli ultimi anni, proprio per le squadre in cui hai militato, sembra che la tua carriera abbia avuto uno scatto, no, verso l'alto importante. Prima segnavi comunque i tuoi gol, ma sempre in squadre magari di fascia un po' più bassa. C'è stato un allenatore, una stagione che secondo te ha rappresentato la svolta per te? Beh, sicuramente l'ultimo anno a Sant'Arcangelo con Zauli è stato un anno importante, veramente mi sono affermato per poter andare poi in una piazza importante come è stato Reggio, e poi anche l'anno scorso comunque a Reggio sia con Colucci che con Merichini sono riuscito a fare bene non solo sotto profilo realizzativo ma anche di gioco, e mi ha comunque fatto arrivare qua a Padova.